Di questa trasmissione, che è il professor Dino Del Ponte. Un applauso per lui, che è colui che ha ideato questa trasmissione, che viene realizzata, dobbiamo dirlo, grazie alla collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Krupp. Ma nulla di questo accadrebbe ovviamente senza Telefriuli, ma soprattutto senza una rete di scuole che è capeggiata proprio dallo Stringer, che quindi siamo doppiamente felici di avere qui con noi stasera. La preside Anna Maria Zilli ha, come dire, delegato il professor Giampaolo Izzo, che è qui tra noi, a portare il suo saluto. Allora, dal punto di vista dell'inquadramento del tema, noi, lo diceva prima il direttore Daniele Paroni, abbiamo scelto di far elaborare a ciascuna scuola un mini clip, un mini filmatino. Sapete che oggi, come dire, con gli smartphone e con tutta la tecnologia multimediale a disposizione dei ragazzi, i nativi digitali possono fare davvero qualunque cosa. E allora andrei subito ad introdurre, grazie alla regia di Gian Domenico Ricci, il primo contributo filmato, che non è nato per l'occasione, ma è il trailer elaborato dagli studenti del Magrini Marchetti, ma più in particolare dalla redazione del blog Fuori dal Comune, di un elaborato che ha partecipato al concorso per il premio Terzani, un elaborato che parla proprio di immigrazione. Secondo lei quant'è la percentuale di immigrati in Italia rispetto alla popolazione? Troppi, ce ne sono troppi, secondo me. Sarà 70%, 80% secondo me. Non so, sarà il 20%, 30%. Boh, penso neanche il 10% forse. Secondo lei possono ritenersi un problema Beh, chiaramente penso di sì, perché comunque il lavoro qua manca e lo Stato paga più gli immigrati che noi lavoratori italiani. Penso che quelli, diciamo, regolarizzati, che sono stati certificati e tutto, no. A parte quelli in cui sì, o scappano dai centri o così, che non si sa in pratica dove sono esattamente. Sì. No. Qualcuno. perché solo qualcuno? Perché i rifugiati, ad esempio, sono un po' delle sanguisughe, credo. Come vedete è stato un lavoraccio per i ragazzi del blog Fuori dal Comune, che è un blog che si è sviluppato intorno alle scuole gemonesi e del quale chiederei al professor Paolo Marsic dell'ISIS Magrini Marchetti, che è seduto tra i ragazzi e quindi dal punto di vista pratico è difficilmente raggiungibile, di spiegare un po' la genesi. Come mai, intanto, che cos'è questo blog, ma magari poi lo spiegano i ragazzi, ma perché subito questa attenzione, questo focus sul tema dell'immigrazione. Però il microfono deve essere da... Eccolo là. Di estrema attualità.
e quindi ce ne stiamo occupando ogni anno in realtà. Con questo è solamente il trailer di una video inchiesta che abbiamo realizzato 2 anni fa. Non c'erano questi ragazzi, c'erano dei ragazzi che ormai sono usciti dal liceo, dall'istituto, ed è una video inchiesta che è stata poi anche tra l'altro premiata al premio Terzani Scuole, perché emergeva l'impressione che i ragazzi hanno, perché sono stati intervistati i ragazzi delle scuole superiori di Gemona, l'impressione che i ragazzi hanno del fenomeno. Quello che è emerso è la disinformazione, la cattiva informazione, anche la manipolazione, la strumentalizzazione dell'informazione. Si può vedere sul sito del blog Fuori dal Comune, si può vedere l'intera inchiesta, quindi tutti i risultati che sono emersi. Quindi sul sito blogfuoridalcomune.it si può vedere tutto quanto per chi è interessato, ed è davvero un bel elaborato. Ma io vorrei sentire uno dei ragazzi magari che ci spiega che cos'è questo blog. Anna mi pare che sia la deputata a spiegarcelo. Noi siamo i ragazzi del blog Fuori dal Comune. Fino a qualche anno fa i ragazzi del blog coprivano 3 istituti, in quanto Magrini e Marchetti erano 2 scuole separate a cui si univano gli studenti dal Daronco, mentre adesso siamo semplicemente gli studenti di un solo istituto, l'ISIS Magrini Marchetti, in quanto le 2 scuole si sono unite. Ci troviamo una volta a settimana per decidere che video inchieste organizzare e a quali attività dedicarci. E come il video di 2 anni fa, l'anno scorso ci siamo anche dedicati sempre a un video per partecipare al premio Terzani, e sempre nell'ambito dell'immigrazione abbiamo deciso di recarci a Udine e organizzare delle interviste a dei ragazzi che partecipano a delle lezioni di italiano. Questo magari poi lo vedremo dopo, perché insomma, se ci resta, come dire, tempo, abbiamo tutti questi video, abbiamo veramente cercato di favorire la creatività dei ragazzi e renderli protagonisti. Volevo chiedere a Elia, ad esempio, che è qui tra di noi e si distingue per questo, come dire, copricapo che a scuola sicuramente non gli insegnano a tenere, ma che insomma è se non altro pittoresco. Elia, è un problema sentito a Gemona quello dell'immigrazione, oppure è una realtà comunque periferica rispetto alle grandi città in cui questo problema si sente di meno? Microfono. Giusto. Pronto? Sì. Per quanto possa essere piccola Gemona, ritengo che comunque il problema del piccolo, per modo di dire, il problema dell'immigrazione si fa sentire anche lì, cioè quando è stata esposta l'idea di portare dei profughi a Gemona, appunto, si sono sollevate polemiche di ogni tipo, gente addirittura esposto punti di vista parecchio violenti, ha fatto parecchio scalpore l'intervento di, non mi ricordo chi, a un'assemblea che ha detto bisognerebbe fare saponette di questa gente, quindi... Sì. Quindi ci sono punti di vista anche molto estremi. E come si fa a coordinare un lavoro del genere? Io lo chiederei a colui che in un certo senso ha verificato la disponibilità dei ragazzi a lavorare, che è Davide Sciacchitano, però Davide è dietro, quindi bisogna... Sì, buonasera. Come si fa? Intanto si cerca di ascoltare i ragazzi, cerchiamo di portare avanti un metodo con l'associazione MEC, Media Educazione e Comunità, che in collaborazione con la rete Bisogno d'Esserci appunto ha dato vita ormai 5 anni fa al blog Fuori dal Comune, un metodo per cui cerchiamo di far emergere le sensazioni dei ragazzi, i contenuti da loro. Noi cerchiamo di fare in modo che si esprimano e che imparino un approccio critico nei confronti di tutte le informazioni che ci piovono dai vari mezzi di comunicazione e dalla rete soprattutto, e quindi un approccio critico sia nel fruire le notizie sia nell'utilizzare strumenti e nuove tecnologie come lo smartphone che utilizziamo per esempio produrre video e interviste, per esempio. Beh, è importante conoscere questa esperienza. Direttore, abbiamo dei giornalisti in erba sul territorio, mi pare che questa sia anche la filosofia di Telefriuli, insomma i 1000 occhi puntati sul Friuli, e quindi insomma tra qualche anno li vedremo qua probabilmente a dare una mano ai nostri anche giornalisti. Prima di qualche anno, Tomada, se c'è qualcuno che ha piacere di inviarci i filmati può farlo già da domani mattina.
E se c'è qualcuno che ha piacere di interagire con noi può, vedete c'è il numero in sovraimpressione, può interagire mandando un sms al 345 99 56 897, noi avremo piacere di leggerli in studio, c'è il direttore munito di tablet, ma magari poi... No, dopo Elia, l'uomo col copricapo, leggerà. Ecco, l'uomo Elia. col copricapo è stato prescelto per fare da segretario alla puntata. Allora, stavamo presentando prima gli ospiti, io mi sono fermato ovviamente per noblesse oblige a Dino Del Ponte, ma abbiamo qui anche un'altra istituzione come Nino Moro del Deganutti, abbiamo la professoressa Sabrina Candussio del Marinelli, abbiamo la professoressa Doris Cutrino dello Stringer, dell'Easy Stringer, e abbiamo anche un ospite a sorpresa che presenteremo nel secondo blocco. Per tenere la sorpresa però siamo costretti ad andare un momentino in pubblicità, costretti per modo di dire, Vediamo tutte le facce, insomma, del tema dell'immigrazione, in particolare adesso che ci sollecita molto la questione dei richiedenti asilo, dei profughi, che negli ultimi anni, soprattutto complici i grandi conflitti che esistono in una buona parte del mondo, si calcola siano 60 milioni in questo momento i rifugiati nel mondo, l'Italia ne accoglie un numero imprecisato in questo momento tra i 150 e i 200 mila, ma dal punto di vista tecnico è importante parlare anche dell'immigrazione, quella che ha coinvolto i genitori di Priscilla, quella stanziale da molti anni e che riguarda ragazzi anche per i quali ci sarebbe bisogno, da un certo punto di vista, di un riconoscimento anche formale della loro italianità. No? Si parla della cittadinanza per ius soli, è una proposta di legge che esiste in Parlamento ma che è ancora ferma. Allora Anna dall'altra parte ha, come dire, una cosa da dire in contrappunto a quanto è stato detto fino adesso, perché dal punto di vista logico loro si sono occupati proprio dei richiedenti asilo e quindi probabilmente... Io volevo intervenire per quel che riguarda l'essere impauriti dagli immigrati e soprattutto per quel che riguarda i centri di accoglienza. Io quest'estate ho avuto l'occasione di passare 5 giorni in un campo di accoglienza, in un centro di accoglienza dove venivano ospitati solo ragazzi minorenni e sebbene inizialmente è vero le ragazze vengano viste con una certa diffidenza, poiché culturalmente, soprattutto in Pakistan o in Afghanistan, non c'è un approccio così semplice con l'altro sesso per quel che riguarda i ragazzi, non bisogna esserne impauriti, in quanto questa è semplice timidezza nella maggior parte dei casi e non sapere come averne un approccio che sia considerato occidentale nella nostra maniera di vederlo in quel senso, però non bisogna esserne impauriti, in quanto anch'io nella mia esperienza in quei 5 giorni, sebbene all'inizio non riuscissero a parlarci, dopo una volta visto quanto una persona riesca a essere aperta e amichevole nei confronti di un ragazzo immigrato che viene da fuori, riescono a essere le persone più amichevoli del mondo. Insomma, quindi l'oscillazione tra la paura e l'accettazione di un'odissea che comunque non appare in molti casi scelta, vedete, è riflessa anche nelle opinioni dei nostri studenti.